Inaugurata domenica 20 agosto presso il Castel San Zeno di Montagnana la quinta edizione di Palio in Arte 2023. La mostra, curata e ideata da Andrea Malaman, mostrerà delle opere di 3 artisti, Nicola Nannini, Giada Ferrari e Davide Gemmo. La mostra è visibile all'interno della sala austriaca del Castello e sarà aperta al pubblico fino a domenica 3 settembre, giorno del Palio, fino alle ore 12. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Oggi c'è la presentazione e c'è un evento importante perché appunto c'è la presentazione dei 3 artisti che collaborano con noi per Palio in Arte. Palio in Arte è un evento che sono ormai 5 anni che è stato creato per dare lustro agli artisti che collaborano con noi. Sono più di 40 anni che il Palio collabora con artisti di alto livello nazionale e internazionale. E quindi questo evento è importante perché questi quadri andranno a impreziosire la pinacoteca del Palio. Infatti quest'anno presenteremo anche il passaporto del Palio, che rappresenta un percorso che andrà a impreziosire la nostra pinacoteca, che negli anni ha collezionato più di 90 opere, e quest'anno viene presentato il Museo Diffuso, che punta a creare una collettività aperta al territorio, un territorio prezioso, e qui dobbiamo dare veramente lustro alla storia e alla bellezza dei nostri corsi d'acqua. Quello che viene rappresentato nei quadri è quello che in realtà è il nostro territorio, quindi siamo veramente orgogliosi di presentare un progetto così importante e che rimarrà nella storia, perché l'arte è veramente la scintilla che tiene sempre viva la storia del territorio. Le 3 opere, innanzitutto bisogna fare una premessa, sono 3 opere le quali sono i premi delle 3 tensioni principali del Palio di Vici Comuni, della Combinata, la Corsa del Gonfalone e il Palio. Per quanto riguarda il premio della Combinata, è un artista locale, giovane, si chiama Davide Gemmo, il quale ha realizzato un olio 50x60 di nome Bice, che rappresenta una figura idealizzata ai tempi nostri, delle figure femminili che potrebbero essere nel Medioevo. Per quanto riguarda il premio della Corsa dei Gonfaloni, l'artista è Giada Ferrari da Brescia, la quale ha portato la sua opera qui a Montagnana, che è costituita principalmente da opere che sono costituite da farfalle. Praticamente è un lavoro certosino, attento, quali ricostruiscono immagini particolari, e in questo caso ha riprodotto Simonetta, denominata così una dolce fanciulla per quanto riguarda stile medievale. Ultimo, comunque naturalmente per l'anno, anzi forse più importanza, è il premio per il Pallium, che quest'anno è l'opera di Nicola Nannini, il quale del nome Ombre, il quale ha rappresentato in maniera straordinaria, mi permetto di dire, una battaglia, chi può interpretare come fantasmi, chi può interpretare come veri guerrieri, sotto la rocca di Ezzelino, simbolo della città di Montagnana e anche sede delle mostre che si terranno fino a domenica 3 settembre. Chi volesse visitare la mostra cosa deve fare e fino a quando può visitarla? La mostra non può altro che, appunto, anzi invito la gente a venire a visitare la mostra è aperta i giorni di venerdì, sabato e domenica, il venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19. Eccezione ha fatto per l'ultimo giorno, il giorno del Palio, che sarà domenica 3, l'apertura è solo dalle 10 a mezzogiorno, perché poi a mezzogiorno queste opere scenderanno e andranno nel carro delle autorità medievali, le quali sfileranno per tutta la città e andranno fino al Valle.